Ben ritrovati ad una nuova puntata del Notes di Antenna 3. Diamo subito uno sguardo insieme dunque agli appuntamenti dei prossimi giorni. La Proloco di Sernaglia della Battaglia vi aspetta numerosi alla ormai tradizionale Festa del Pesce che avrà luogo fino al 22 settembre presso gli impianti sportivi con ampio parcheggio. Troverete saporiti piatti naturalmente di pesce da degustare, dall'antipasto al fritto misto, branzino, baccalà e ancora anguilla, seppie e molto altro. Tutte le sere a partire dalle 19 e la domenica anche a pranzo. In apertura della festa dell'uva, venerdì 20 settembre a partire dalle ore 20:45, l'associazione Dama Castellana vi aspetta numerosi in piazza Cima per la rinomata cena della vendemmia. Avrete così la possibilità di degustare piatti della tradizione, naturalmente con la convivialità della vendemmia veneta. Non mancate! Il prossimo weekend a Carbonera, in provincia di Treviso, ci sarà l'inaugurazione della nuova sede del gruppo Alpini di Carbonera nel 55esimo della fondazione del gruppo. Sabato 21 settembre alle 20:30 grande concerto di cori presso la chiesa di Carbonera. Domenica 22 settembre a partire dalle 9:30 sfilata, alzabandiera e poi Santa Messa e inaugurazione e benedizione dunque di questa nuova sede. Pordenone Legge compie 20 anni e in questi 20 anni sono state pubblicate una moltitudine di pagine memorabili. Giovedì 19 settembre i Papu condurranno una sfida di lettura tra squadre tra ragazzi dei gruppi di lettura delle scuole superiori del territorio, a partire dalle ore 11 alla loggia del municipio Corso Vittorio Emanuele II. Nel 1787 fu firmata la Costituzione degli Stati Uniti d'America. Ai lavori parteciparono 74 delegati in rappresentanza delle 13 colonie protagoniste della guerra di indipendenza contro l'impero britannico. L'idea comune era di dar vita a un governo centrale con maggiori poteri e che avesse una linea unitaria in materia fiscale e nella regolamentazione del commercio. Accade facilmente a chi ha perso tutto di perdere anche se stesso. Primo Levi. La curiosità del giorno di oggi ci porta a Trecenta, in provincia di Rovigo. La storia di questo luogo risale ai tempi dei Romani. Tra i principali monumenti e luoghi di interesse c'è la chiesa di San Giorgio. Fu costruita nel XVII secolo su disegno di Santini. È una delle chiese più ampie e armoniose della provincia e rientra nell'architettura barocca ferrarese del Settecento. Bene, dal Notes di Antenna 3 è tutto, arrivederci.